Allora, eccoci, ritorniamo in diretta per questa puntata speciale dedicata interamente alla figura di Napoleone Bonaparte. Allora, in questi ultimi minuti della trasmissione sono arrivati alcuni messaggi da parte dei telespettatori. Allora, alcuni vogliamo riproporveli, così abbiamo modo anche di commentarli con gli ospiti che abbiamo in studio. Sono interventi legati al Veneto. Allora, leggiamo questi i dati della presenza napoleonica a Venezia: 72 chiese distrutte, 25.000 quadri sottratti e dispersi, migliaia di statue distrutte. Questi sono i dati documentati da Zorzi. Vediamo ancora questo appunto legato al periodo chiamiamola così, della predazione. Poi allora ecco qui parlate delle Pasque veronesi, degli scontri con l'esercito veneto e il 16° reggimento Treviso alla Croce Bianca e dei combattimenti di Salò, Desenzano e Valeggio nell'aprile del 1797. Bene, questi sono due, vediamo se ne abbiamo anche un altro, se possiamo vedere, eccolo qui. Allora, gli ultimi veri veneziani invitano le istituzioni italiane a togliere dal museo Correr la statua napoleonica che per la storia marciana fu peggio di Hitler e spedita a Parigi. Allora, su Piei, allora chiaramente... Parto dall'ultimo. Allora, l'hanno dovuta portare di notte, perché quella statua, al di là del fatto che è anche un falso storico, non è la vera statua, non è questo, eccetera, quindi è stata spacciata come un'operazione culturale di ripristino, invece non lo è. Ma l'hanno dovuta portare di notte perché a Venezia non c'è casa, non c'è strada e non c'è chiesa dove uno entri e dove non si senta dire qui c'era, l'ha portato via Napoleone. Sono tornati i cavalli di San Marco, sono tornati in pompa magna, è un simbolo, ma quanto non è più ritornato? E soprattutto è la civiltà veneziana che ha trovato con Napoleone un colpo alla testa così potente che non si è più rimessa. E i veneziani lo considerano come un tradimento, perché considerano che quella seduta del Maggior Consiglio fosse illegale, non c'era il numero legale, non c'erano abbastanza. Il doge Ludovico Manin aveva paura dei propri possedimenti in Friuli, in Passariano, a proposito di economia, e quindi dice: se mi trovo l'esercito napoleonico contro, eccetera, mentre forse se io lascio libero il palazzo ducale mi salvo le tenute e i possedimenti di campagna. E poi perché Napoleone è stato per la Repubblica Veneta una persona che ha portato sì uno stile di vita nuovo e un'organizzazione nuova, ma su un'organizzazione di uno Stato che funzionava molto meglio, che dava ricchezza, e dopo Napoleone Venezia è caduta in un periodo di depressione economica straordinaria. Ma anche il retroterra. Allora, anche l'entroterra, ma l'entroterra... La differenza è di meno, era pur povera, c'erano le campagne, i contadini, le cose, ecco. E non è affatto vero quello che è stato detto per tanto tempo sui libri di storia, che la Repubblica Veneta era una repubblica finita, che non aveva più economia e che era in disfacimento. Basta vedere cosa ha trovato e cosa ha potuto portare via di ricchezza in essere, ma anche di organizzazione militare. Basta vedere le tavole del Mafioletti per vedere cosa c'era in arsenale, qual era la potenza militare della flotta, qual era l'organizzazione anche dei fanti da mar. Gli schiavoni sono stati imbarcati e rimandati in Dalmazia con un comando, ma avrebbero ben potuto tenere testa anche alle truppe napoleoniche, perché forse non c'è mai stato un assalto a Venezia, e l'unico che ci ha provato è stato col Liberateur d'Italie, in quell'episodio in cui Domenico Pizzamano dal forte ci ha messo 12 minuti a far piazza pulita. E ha detto: io avevo l'ordine di non far entrare nessuno, e in 12 minuti ha risolto il problema. Certo. Quindi la Repubblica Veneta funzionava, e il fatto di avere come simbolo
in un posto dove c'è la storia di Venezia, perché il Museo Correre è la storia di Venezia, avere la statua di Napoleone, i veneziani l'avrebbero impedito, gliel'hanno fatta di notte cambiando anche il giorno e cambiando anche le cose, se no non sarebbe riuscita ad arrivare a Correre. E io capisco che ci siano dei veneziani che dicono forse è il caso di toglierla, perché se l'hai messa simbolicamente il simbolo lo devi togliere, perché non è una cosa storica. Ma credo anche che ricordiamo che Venezia influiva molto sul retroterra, e ricordiamo che quante ville venete ci sono ancora e che c'erano, e dove i veneziani naturalmente influivano sull'economia del posto, lungo i colli piuttosto che a Vicenza o altre. Quindi il territorio viveva di Venezia e Venezia era reciproco, viveva del territorio. E mi riaggancio a quel secondo messaggio sulle Pasque veronesi e sulla sensibilità dei reggimenti ancora in arme dell'esercito veneziano, che hanno in qualche modo, pur in assenza di ordini, perché l'ordine purtroppo della Repubblica, quello che veniva dal Senato, l'ordine ufficiale era di non fare la guerra, di non attaccare, e la Repubblica pagava per stare in pace, ricercava disperatamente, aveva paura del conflitto così grosso all'interno dei suoi territori e cercava disperatamente la pace, e quindi di restare neutrale. Non c'è riuscita. E quegli episodi delle Pasque veronesi sono emblematici. Tra l'altro a Venezia è arrivato il 25 aprile, che è il giorno di San Marco, è l'indicazione, cioè quindi sono simboliche queste cose. E Verona, che era fedele e che era ben guarnita, che avrebbe potuto difendersi. Lasciamo all'ingegnere Livio di parlare di Verona. Sì, essendo io veronese. Da lì proviene. Le Pasque veronesi è sicuramente un episodio emblematico, e devo dire che pur non essendo della sponda opposta, per troppo tempo la nostra storiografia creata nel dopo Unità d'Italia ha taciuto troppo spesso questi fenomeni anti-napoleonici, anti-rivoluzionari, anti-unitari, insomma, perché chiaramente lo Stato d'Italia italiano si è sempre visto, come giustamente diceva il professore, e si è visto come figlio, come erede del Regno d'Italia napoleonico. A Verona cosa succede? C'è un mix che non poteva che deflagrare, perché abbiamo un'occupazione, tra virgolette, militare, però di truppe di secondo livello, perché non dimentichiamo che nel momento in cui nascono le Pasque veronesi Napoleone è a Leoben, cioè l'esercito principale di Napoleone è in Austria, e quindi abbiamo truppe di secondo livello. Sicuramente i francesi erano militari, erano arroganti, non lo possiamo nascondere. Il primo scontro nasce appunto per una zuffa tra schiavoni e truppe francesi, e da lì c'è questa settimana di scontri dove arrivano anche le cenni della Valpolicella, i francesi devono asseragliarsi all'interno di quelle che sono le caserme, bombardano la città di Verona, fino a quando poi ovviamente arrivano le truppe da Padova e quindi devono arrendersi. Le Pasque veronesi sono forse l'episodio che cambia la posizione di Napoleone nei confronti di Venezia, perché c'è una cosa importante da dire. Inizialmente Napoleone vuole fare la pace con l'Austria, perché diciamo è abbastanza debole quando lui è a Leoben, e all'Austria deve dare qualcosa, anche perché prioritario è sottrarre i Paesi Bassi all'Austria. Per la Francia è molto più importante avere il Belgio che avere Venezia. È chiaro, il Belgio è vicino ai confini, e quindi inizialmente Napoleone sa che deve cedere qualcosa all'Austria, però non pensa di cedere tutto a Venezia, perché il primo progetto, nei primi anni Leoben, prevede che la Repubblica di Venezia rimanga, anzi dovrebbero essere date delle legazioni nella zona di Ferrara, per quale Venezia ha combattuto la famosa guerra del sale, quindi era un obiettivo di Venezia, e in cambio viene ceduta a una parte del Friuli. Io ho un mio amico friulano, il dottor Forametti, che ogni volta che si parla della leonclastia, cioè la distruzione dei leoni, dice ma anche i veneziani hanno distrutto le acque del patriarcato di Aquilea. Quindi, in realtà le Pasque veronesi vengono viste da Napoleone in maniera molto più grave di quello che lui lo vede come un attacco diretto alle sue retrovie.
non dimentichiamo che noi oggi abbiamo una visione chiara e completa. Napoleone non ha una visione chiara e completa, lui sa quello che gli racconta, non è che c'era la televisione, gli faceva vedere cosa succedeva, lui sa che a un certo punto c'è questa insorgenza con il coinvolgimento di truppe regolari nei confronti di quella che era una delle più importanti basi logistiche dell'esercito francese. Lui dice: qua, se a un certo punto mi tagliano le retrovie, io rimango isolato in Austria, per cui le Pasche Veronesi probabilmente è quello che portarono Napoleone verso una ulteriore ostilità nei confronti della Repubblica di Venezia e, diciamo, lo portarono alla distruzione della Repubblica di Venezia, o almeno alla consegna della parte veneta della Repubblica di Venezia all'Austria in cambio della pace, tenendo, diciamo, la parte della Lombardia veneta. Quindi le Pasche Veronesi sono un momento importante della storia della prima campagna d'Italia, perché è proprio un momento di svolta, è il momento forse che segna il maggior picco di ostilità di Napoleone. Tra l'altro Napoleone nel famoso diciamo, manifesto di Palmanova, che è un po' quella che viene considerata una sorta di dichiarazione di guerra, cita le Pasque Veronesi fra uno dei casus belli. L'altro casus belli è l'uccisione del comandante del Liberateur. Però Venezia, con Venezia lascia anche la costa dalmata agli austriaci, quindi diciamo le rivendicazioni che verranno circa 100 anni più tardi con la prima guerra mondiale risalgono ai lasciti che Napoleone ha dato all'Austria, Venezia. Il giuramento di Perasto. Se posso. Prego. La costa dalmata e i territori, soprattutto quelli oltremarini, erano fedelissimi a Venezia, certo, perché si sentivano veneziani. Il giuramento di Perasto, i perastini non volevano mollare, non ci sarebbero mai, loro erano veneziani e si sentivano e si sono sentiti per secoli protetti da Venezia contro i turchi. Quindi se parliamo anche di sensibilità, di religione, certo, di qualche cosa, loro vivevano, prosperavano e la loro cultura e civiltà ha funzionato perché Venezia li proteggeva. Anche il territorio dell'entroterra veneto, certo, tutte le valli delle montagne, certo, che fornivano, avevano i familiari a Venezia, fornivano aiuti, cioè, avevano le case in montagna e le case a Venezia e lavoravano in un meccanismo, in un'economia che portava a Venezia quel che Venezia non aveva. Venezia, acqua e fango, drenava economia e flussi umani. Sì. Allora, queste persone difficilmente mollavano e si sentivano dominati, sentivano l'invasore. Certo. Il francese era un invasore, così come gli austriaci. Anche l'austriaco era un invasore. Un po' meno nel Friuli, dove dalle parti di Gradisca, dalle parti c'erano ancora molti filo-asburgici e addirittura tutta la Slovenia era terra di confine che si sentiva. Lo Stato da Mar, ecco, ma lo Stato da Mar. Beh, la riprova di Foscolo. E fino alla Giara d'Adda, tutta la Bergamasca, eccetera, ma anche Crema, tutti gli episodi che sono stati di ribellione. Era uno Stato veneto dove i cittadini non volevano così male come i cittadini francesi che si sono ribellati con la rivoluzione francese, sì, non stavano così male sotto la Repubblica. Sì, però bisogna dire una cosa. Scusate, perché sennò finiamo alle 4 di mattina. Allora, chiedo c'è possibilità poi di aggiungere, per cui passiamo col prossimo contributo, come si componeva l'esercito a quell'epoca, se no non riusciamo a capire le guerre come si facevano, ed era una cosa estremamente difficile da capire oggi, che possiamo lanciare un missile e buttare una bomba atomica dall'altra parte del pianeta e dire è scoppiata e non Hiroshima diciamo insegna, invece allora la guerra era uno di fronte all'altro ed era a contatto. Prego, con il prossimo contributo, come si componeva l'esercito. Si perpetuava la divisione in 3 grandi corpi, fanteria, cavalleria e artiglieria. Quel periodo la fanteria era tra le più preparate e disciplinate del mondo. L'arma più celebre della fanteria era il moschetto Brawlins, utilizzato dal 1745, 70 anni prima.
Il fucile si caricava attraverso la bocca e per prima cosa il soldato doveva mettere la polvere nel cozzolino e chiudere il tappo. Poi si procedeva a svuotare il resto della cartuccia nella canna del moschetto e ad appiattirlo con la carta della cartuccia perché agisse come un tappo. Dopodiché si inseriva e si incapsulava una pallottola con la punta arrotondata prima di rimettere la vaschetta nel fodero sotto la canna. Lo sparo avveniva per un meccanismo molto rudimentale. Si faceva scoppiare una scintilla dal pedernale che prendeva la polvere del cozzolino, il quale a sua volta acquisiva la carica del fondo della canna e sparava la pallottola. Le truppe di Napoleone dovevano sparare e caricare a grande velocità e le canne erano lisce e la traiettoria delle pallottole era errata. In una battaglia di allora solo un 5% del totale degli spari andava a segno a una distanza di più di 300 metri. Questa mancanza di precisione delle armi da fuoco a quei tempi induceva a usare le tattiche lineari, che sembrano quasi suicide. Al contrario, disporre le truppe gomito a gomito era l'unica forma per garantire che una percentuale minima di spari raggiungesse l'obiettivo. Queste formazioni allineate non erano così pericolose quanto potrebbe sembrare. Anche nelle più sanguinose battaglie dell'epoca i 3/4 degli uomini riuscivano a uscire senza un graffio, nonostante fossero allineati gomito a gomito tutto il giorno. Anche se il fuoco dei moschetti non rappresentava una grande minaccia per la fanteria, i colpi di cannone costituivano un'idea terrorizzante. In quest'epoca ancora non esisteva la mitraglia e le bombe dei cannoni erano palle solide che pesavano dai 28 ai 58 kg. Nelle distanze più corte si usava una specie di mitraglia fatta con centinaia di pallottole di moschetto avvolte in una borsetta di tela che una volta sparata proiettava le pallottole seminando la morte e la distruzione tra le file più prossime al nemico. Le palle solide sparate dai cannoni di artiglieria non esplodevano, bensì attraversavano le colonne dei soldati, strappando loro gli arti al suo passaggio. Spesso intere schiere di uomini venivano uccise da una stessa palla che era riuscita in una densa formazione di uomini. Un incidente molto frequente era la perdita delle braccia e delle gambe, divelte dal passaggio di una palla. Questa immagine dell'epoca ci mostra l'imperatore mentre salva un sopravvissuto della battaglia. Il capitano Mercer stava al comando di una batteria di artiglieria britannica a Waterloo e il suo vivo racconto ci dà un'idea della terribile violenza che poteva scatenare un colpo di cannone. Impaziente di riposarmi e preoccupato per le fredde batterie francesi, commisi un'imprudenza e aprì il fuoco deliberatamente contro la batteria, credendo che con palle del numero 9 avrei fatto tacere le loro del numero 4. Ma con mia grande sorpresa vidi arrivare la loro risposta con non meno di 6 spari di calibro superiore, la cui presenza mi era sfuggita. Mi accorsi del mio errore e ordinai di smettere di sparare. Loro fecero altrettanto e solo i cannoni del 4 continuarono a sparare come prima. Il primo uomo della mia truppa fu colpito da uno di quei confusi spari di lunga portata e mai dimenticherò il suo grido quando fu colpito da uno degli ultimi spari che gli staccò il braccio. Quel grido mi arrivò in fondo all'anima poiché mi sentii colpevole della sua disgrazia. Comunque fui costretto a nascondere i miei sentimenti davanti agli uomini che si erano voltati a guardarmi, ordinando loro di fronte. Proseguii i miei movimenti in su e in giù, mentre venivano curati i soldati feriti. Alcuni pezzi di artiglieria sparavano mitraglia fusa, accesa con lo sparo del cannone ideata per esplodere con l'impatto. Riuscire però a far sì che la palla esplodesse nel momento in cui toccava terra richiedeva una grande precisione e spesso la carica rimaneva per terra girando prima di esplodere. Il rigido codice d'onore tra gli ufficiali li costringeva a non proteggersi nel caso in cui una palla cadesse vicino a loro, assumendo una finta indifferenza. Naturalmente gli uomini costretti dalla dura disciplina a restare in schiera e in colonna non erano predisposti a questo, anche se a volte dovevano restare fermi in riga, seguendo la traiettoria di un proiettile che a causa della sua relativa lentezza usciva dalla bocca di un'arma nemica e seguendo il suo percorso avrebbe sicuramente causato loro la morte o una mutilazione. Si trattava della cavalleria, che ancora considerava se stessa come l'aristocrazia nel campo di battaglia. La cavalleria napoleonica era addestrata per avvicinarsi al galoppo fino ad abbattere le sue sponde sul nemico, abbattendolo grazie alla forza dello scontro. Così come i moschetti della fanteria, le armi della cavalleria non avevano subito nessuna evoluzione e in qualche caso erano addirittura ritornate alle condizioni precedenti. Oltre alle truppe prussiane, anche quelle napoleoniche fecero tornare sui campi di battaglia la lancia. Gli elmetti e le armature usati dai corazzieri francesi ricordavano quelli degli antichi greci che 2000 anni prima avevano lottato contro i persiani.
Contro gli attacchi della cavalleria, che era senza difesa, la fanteria aveva sviluppato una difesa quasi infallibile. Quando la cavalleria si avvicinava, formava un quadrato vuoto che puntava verso l'esterno nelle 4 direzioni e formava un cerchio di baionette che teneva il nemico a una certa distanza. Questa tattica aveva dimostrato la sua efficacia in molte occasioni e sarebbe stata molto utile agli inglesi nella decisiva battaglia di Waterloo. Solo una volta, negli 8 anni della guerra peninsulare, la cavalleria francese era riuscita a rompere la formazione in quadrati della fanteria britannica. Comunque, nella stragrande maggioranza dei casi, se la cavalleria non aveva nessun appoggio, il cerchio della fanteria sempre riusciva a tenere la cavalleria a distanza. Ecco, bene. Questa era la tattica, naturalmente, e l'uso delle armi all'epoca di Napoleone. E diciamo che Napoleone si dette molto da fare nella campagna d'Italia, perché sequestrò all'incirca 30.000 campane, giusto? Sì. Che ne facevano di campane? Beh, facevano... Il campanaro? Beh, facevano cannoni? Sì, facevano cannoni, anche perché fai tante cose, e la Repubblica di Venezia ne è un esempio. I primi fonditori di cannoni erano proprio fonditori di campane, perché il problema era fondere grossi spessori di bronzo. Sì. Si usava il bronzo perché il bronzo rispetto all'acciaio diciamo si raffredda più lentamente, quindi allora. No, c'era, solo che era più facile fare cricche da tempera con l'acciaio. Dovettero inventare poi un sistema di raffreddamento progressivo, perché il problema cos'è? Che all'esterno si raffredda prima dell'interno, sì. E quindi si creano delle tensioni, all'esterno è più rigido all'interno, e quindi si faceva famose campane, spesso capitavano, suonava fessa perché si era proprio crepata durante la... E quindi, diciamo, quando si prendevano le campane per fonderle in bronzo, poi a sua volta i cannoni Napoleone li fuse per fare la famosa colonna di Vendôme, sì. Che sembra fatta con i cannoni prelevati dai russi, diciamo. Ecco, qua volevo sfatare alcuni miti su Napoleone. Allora, noi conosciamo Napoleone sicuramente un grande condottiero, però non era un innovatore. Tutte le innovazioni che usa Napoleone in realtà non le ha inventate lui. Facciamo esempio l'organizzazione. La grande novità del periodo napoleonico è il corpo d'armata, la prima organizzazione multiarma. Prima di allora il massimo era la divisione, che è monoarma, cioè di fanteria, di cavalleria, di artiglieria. Invece il corpo d'armata è un mix di fanteria, artiglieria e cavalleria, è un piccolo esercito in miniatura. Questo permette al corpo d'armata di, anche da isolato, agganciare l'esercito nemico e resistere abbastanza da permettere agli altri corpi d'armata di convergere. Il corpo d'armata è un'invenzione sempre di Carnot, non è un'invenzione di Napoleone. Napoleone eredita il sistema del corpo d'armata, ma anche ad esempio in tutto quello che è la tattica. Ma era più facile anche lo spostamento. Era più facile lo spostamento, perché ogni corpo d'armata normalmente seguiva una direzione diversa. Era autosufficiente in tutto, quindi doveva essere autosufficiente, e quindi aveva una possibilità di manovra molto più facile rispetto a un unico esercito. Eccetera. Prego. Napoleone eredita uno strumento che nasce dalla prima guerra, tra virgolette, mondiale della storia, cioè la guerra dei 7 anni, dove la Francia perde sia nella Nouvelle France, cioè in Canada, contro l'Inghilterra, sia, diciamo, contro la Prussia. Questa che finisce nel 1757, la guerra dei 7 anni. Questo comporta in tutto l'esercito francese proprio uno studio. È una situazione analoga all'esercito tedesco dopo la prima guerra mondiale. C'è una fase di 20 anni di studio, si creano nuovi strumenti, nuove armi. Ad esempio l'artiglieria viene rifatta dal famoso Gribevolt proprio in quel periodo lì, per dare un'idea. Viene risistemata la cavalleria, viene istituita le nuove tattiche della fanteria leggera, e tutte queste tattiche e armamenti vengono utilizzate per la prima volta nella guerra di rivoluzione americana, dove i francesi intervengono con un colpo di spedizione, che è l'equivalente della guerra di Spagna per l'esercito tedesco nella seconda guerra mondiale. Cioè è una campagna di prova dove vengono, diciamo. Dopodiché iniziano le guerre rivoluzionarie. Napoleone non è assolutamente un innovatore. Il moschetto che usa la fanteria è lo Charleville 1777, perché? Perché il primo venne prodotto in quell'anno e rimane uguale in tutte le campagne napoleoniche. Per esempio la carabina, cioè il fucile rigato, che in Inghilterra o in Austria, ma anche in Prussia, inizia a essere, diciamo, impiegato massicciamente anche in reggimenti interi. Napoleone no.
Napoleone rimane sul moschetto d'anima liscia. Le faccio un'altra domanda. Lui prende però spunto nella tattica, non uso delle armi chiaramente, da Giulio Cesare. La rapidità degli spostamenti, l'approvvigionamento invernale. All'epoca di Giulio Cesare la guerra si faceva d'estate, non si faceva d'inverno. Però Giulio Cesare torna in Gallia Cisalpina, mette in piedi 2 legioni e torna di nuovo in Francia, in Gallia, per attaccare delle città. Ecco, è una sorpresa, cioè l'attività di Napoleone è quella di sorprendere il nemico quando pensi che vada in una certa direzione, lui si sposta in un'altra, e in questo senso abbiamo un contributo molto interessante che ci spiega questa tattica, è la battaglia di Austerlitz. Napoleone fu incoronato imperatore di Francia per propria mano con una cerimonia solenne svoltasi il 2 dicembre del 1804. Il suo momento di gloria suprema giunse in seguito a una rapida serie di promozioni che lo avevano visto esordire come capitano d'artiglieria di modestissima fama per arrivare in soli 6 anni alla posizione di condottiero indiscusso di Francia. Era ormai talmente abituato alla guerra da accettare il fatto che la battaglia costante fosse parte integrante della sua vita e del suo paese. Suo implacabile nemico di sempre fu l'Inghilterra, una nazione che Napoleone detestava con tutto il cuore, quando la Gran Bretagna si fece principale promotrice di una nuova coalizione. Tale coalizione, formata da Austria, Russia e Inghilterra, era finalizzata a neutralizzare per sempre l'influenza destabilizzante che una giovane nazione rivoluzionaria come la Francia poteva esercitare sul vecchio ordine. Come sempre, Napoleone era ossessionato dall'idea di invadere l'Inghilterra. Parate militari e medaglie rimanevano però le uniche finalità marziali di questi campi, fin quando il controllo dell'alto mare rimaneva appannaggio dei britannici. L'esercito non poteva essere trasportato con gli inglesi a guardia del mare. Da parte sua la marina britannica disprezzava e sovrastava quella francese, mantenendo la flotta del nemico imbottigliata nel porto. L'avanzata incredibilmente veloce dell'esercito francese fu resa possibile dal sistema dei corps d'armée o corpi d'armata che Napoleone aveva sperimentato per primo. Quel che fece Napoleone fu dividere il suo esercito in una serie di 7 eserciti in miniatura, tutti autosufficienti, ognuno dotato di forze bilanciate di fanteria, cavalleria e artiglieria. Questi corpi d'armata avevano ognuno il loro staff e sistema di rifornimento individuale ed erano in grado di sostenere una battaglia per loro conto. Assicurandosi che i vari corpi d'armata non si trovassero mai a una distanza che superasse il giorno di marcia uno dall'altro, Napoleone garantì ai contingenti del suo esercito la giusta miscela di truppe. L'asso nella manica di questo grande progetto era una forza combinata russo-britannica proveniente da Malta, destinata a essere incrementata da 36.000 soldati in esilio dalla Sicilia, che dovevano riprendere Napoli ai francesi, poi dirigersi verso nord, dove ricongiunti all'esercito dell'arciduca Carlo avrebbero invaso il sud della Francia. E le vere vittorie furono limitate come sempre alla marina britannica, che continuava a trionfare con monotona regolarità in qualsiasi scontro, o quasi, fra le imbarcazioni dei due paesi. I problemi di distanza e comunicazione che affliggevano la manipolazione degli eserciti dell'epoca rallentarono di molto le operazioni di entrata in Hannover da parte di Benningsen. Dunque soltanto le armate bavaresi del generale Mack furono operative entro il mese di settembre. Si aspettavano rinforzi di lì a pochissimo attraverso Kutuzov con i suoi 85.000 uomini in marcia dalla Russia attraverso la Polonia. Ed era proprio lì che la grandiosa strategia degli alleati avrebbe iniziato a fare acqua. All'insaputa dei capi di Stato Maggiore austriaci, i russi stavano di fatto riferendosi al calendario russo, diverso da quello dei loro alleati. In questo calendario il sistema di datazione era indietro di 12 giorni rispetto a quello usato dal resto d'Europa. Gli eserciti dell'epoca si affidavano ai cavalli per i trasporti e la fanteria marciava a piedi percorrendo distanze lunghissime. Ci volevano dei mesi per concentrare le truppe e marciare dalla Russia all'Europa, e la mancata sincronizzazione dei mesi ebbe conseguenze disastrose sull'organizzazione degli alleati.
Nonostante le avverse probabilità, Napoleone non era uomo da lasciarsi intimidire o scoraggiare. Per lui un'azione rapida e dotata di un chiaro obiettivo strategico bastava a recuperare qualsiasi svantaggio. In un capolavoro d'azione a sorpresa, arguzia e lungimiranza, Napoleone stava per sferrare il suo miglior colpo da maestro. L'imperatore aveva a disposizione soltanto 400.000 uomini, di cui almeno 200.000 servivano a tenere a bada le diverse incursioni degli alleati. La cittadina di Austerlitz sorgeva a circa 3 miglia a est delle alture di Pratzen. Il Santon, come notato da De Segur, era situato a nord-est dello Zurlan, un promontorio leggermente più grande, dell'altezza di circa 850 piedi, 300 metri, che separava i villaggi di Lapanz, Markt e Gitschikowitz. Da quel punto, distribuiti verso sud attraverso i tortuosi corsi dei fiumi Goldbach e Besnitz, sorgevano i villaggi di Puntowitz, Köbenlitz, Zokonitz e Telnitz. A sud-est di quest'ultima località c'era il lago Saschan e le paludi circostanti, le cui acque gelate avrebbero fornito alla battaglia di Austerlitz il suo drammatico e terribile epilogo. Con le alture di Pratzen abbandonate al nemico, Napoleone intendeva dirigere il grosso dell'attacco alleato verso il fianco destro francese, apparentemente debole, esponendo così il centro delle forze alleate al contrattacco. Questo attacco sarebbe stato sferrato dalla Grande Armée, ritiratasi in una zona al di là dello Zurlan, fuori vista delle forze alleate. Quel che vediamo qui è lo spiegamento iniziale delle forze francesi. Lo Zurlan e il Santon venivano difesi dalla fanteria e dalla cavalleria del generale Lannes e del maresciallo Murat all'estremo nord del campo di battaglia, mentre il generale Saint-Hilaire e il generale Vandamme erano posizionati a sud, a Puntowitz. Il maresciallo Soult era incaricato di mantenere il controllo sul lato centrale destro da Köbelnitz a Zokolnitz, con ulteriori unità della divisione Lagron e del suo quarto corpo d'armata. L'arrivo ritardato, ma cronologicamente opportuno, del maresciallo Davout portò all'impiego della sua cavalleria e della principale divisione di fanteria a est di Telnitz a sostegno dell'importantissimo fianco destro. Così dispiegati, i francesi si preparavano a dar battaglia il 1° dicembre. Napoleone ispezionò la situazione a mezzogiorno, dichiarandosi soddisfattissimo dell'andamento della battaglia. In aggiunta alle conquiste di Murat e Lannes al nord, il maresciallo Soult manteneva il possesso delle alture di Pratzen, mentre al sud, sull'assediato fianco destro, il maresciallo Davout aveva tenuto fieramente testa alla possente avanzata iniziale degli alleati. Soltanto un improbabile colpo di sfortuna o un miracolo avrebbero potuto impedire all'esercito francese di ottenere un'eclatante vittoria. A luna di notte i superstiti della Guardia Imperiale Russa batterono in ritirata, lasciandosi dietro il contingente centrale degli alleati completamente annientato. A Napoleone non rimaneva altro che trasformare quella vittoria in una vera e propria disfatta del nemico, e alle 2 la Guardia Imperiale, le divisioni del maresciallo Soult e i granatieri del generale Oudinot vennero inviati a sud verso Telnitz e verso le truppe ancora impegnate in battaglia del generale russo Buxhouden. Allo stesso tempo la cavalleria del maresciallo Davout si lanciò all'attacco da ovest. Buxhouden, completamente tagliato fuori e senza aver ricevuto ordini dal comando superiore degli alleati, ordinò alle sue truppe di dividersi. L'ala sinistra si ritirò verso est, mentre il corpo principale cercava di contrattaccare verso nord, ma furono tentativi del tutto inutili, poiché le truppe vennero ben presto sopraffatte e costrette a indietreggiare verso il lago ghiacciato di Sachsen. I francesi, per nulla inclini alla misericordia, perseguitarono senza pietà il nemico ormai sconfitto. In seguito il generale Thibaut notò: «Fino all'ultima ora di battaglia non facemmo prigionieri. Non era il caso di correre rischi. Non ci si poteva fidare di niente e nessuno in questo modo non ci lasciava alle spalle un singolo nemico vivo». L'ordine impartito alle sue truppe dal maresciallo Davout fu ugualmente inesorabile: che nessuno vi sfugga. Ebbe quindi luogo un episodio raccapricciante, con migliaia di soldati alleati terrorizzati che con i loro cavalli tentavano disperatamente di sfuggire ai loro irriducibili inseguitori attraverso il lago ghiacciato. Napoleone ordinò ai suoi cannonieri di colpire il ghiaccio, che si spezzò in più punti facendo cadere i cavalli e gli uomini urlanti nelle acque gelate.
Le stime dell'epoca parlano di circa 10.000 soldati alleati andati incontro a quella morte terribile. Lontano dallo scenario di questa carneficina, a nord del campo di battaglia, si era arrivati all'epilogo dei combattimenti. Alle 4:30 il generale Bagration era riuscito a disimpegnare i suoi uomini e a ritirarsi abbastanza lontano dalle truppe francesi ormai esauste da far sì che si arrivasse alla cessazione delle ostilità. Entro un'ora sul campo di battaglia cadde un silenzio di tomba che decretò la fine della battaglia di Austerlitz. E così Napoleone aveva conquistato una grande vittoria, un trionfo totale che rivelò al mondo intero il suo genio militare. Austerlitz era stato un tour de force tattico, una battaglia combattuta nel momento e nel luogo prescelti da Napoleone, uno scontro in certa misura già vinto in partenza, un esempio magistrale dell'arte di trasformare un'apparente difesa totale in un devastante attacco micidiale. La battaglia di Austerlitz fu una delle più grandi e più complete vittorie mai conquistate da Napoleone. Egli non vinse soltanto la campagna, ma in effetti tutta la guerra, e in un colpo solo. Indubbiamente fu questa battaglia a rendere Napoleone leader incontrastato dell'Europa centro-meridionale. L'imperatore aveva completamente raggirato gli alleati che si erano gettati a capofitto nella trappola da esso accuratamente preparata. L'enormità della sconfitta sul campo però non fu nulla a confronto delle conseguenze che ne derivarono. Il giorno seguente, il 3 dicembre, l'Austria invocò la pace mentre i russi sconfitti e amareggiati batterono in ritirata verso Polonia e Ungheria, un esercito completamente demoralizzato. Napoleone aveva ormai apposto il suo marchio indelebile su affari e ricchezze d'Europa, dando un segno premonitore del bagno di sangue che avrebbe vessato il continente nei 10 anni a seguire. Ma soprattutto l'evento valse a confermare la reputazione della Grande Armée come la forza bellica più efficace e potente dell'epoca. Dopo la battaglia di Austerlitz, Napoleone espresse la sua soddisfazione in una lettera indirizzata all'imperatrice Giuseppina. In essa si leggeva: «Ho sgominato l'esercito austro-russo comandato dai 2 imperatori. Sono un po' stanco. Mi sono accampato all'aperto per 8 giorni e altrettante gelide notti. Domani dovrei poter riposare nel castello del principe Konitz, riuscendo magari anche a dormire per 2 o 3 ore. L'esercito russo non è stato soltanto sconfitto, ma completamente distrutto. Ti abbraccio. Napoleone». Quindi, professor Zanella, Austerlitz è un punto miliare della storia di Napoleone, perché lì veramente si esprime tutta l'energia e soprattutto tutta la strategia di questo generale. Sì, non sono un esperto di strategie militari, ma diciamo che insieme con Marengo, Austerlitz sono delle battaglie che Napoleone avrà sempre care, le ricorderà molto nelle sue memorie a Sant'Elena. Ma quale effetto provoca dopo Austerlitz? La strategia di Napoleone era quella di dividere il nemico e poi passare al contrattacco con tutte le forze che lui possedeva. Con l'Austerlitz dimostra tutta la sua potenza, ma anche la sua strategia. I suoi avversari cominciano a avere ancora più timori. Già diciamo, la sua stella era comunque in auge, ma la battaglia, anche chiamata dei 3 imperatori, lo sigillano proprio come uno stratega invincibile. Dobbiamo, a mio avviso, aggiungere una cosa nell'arte bellica di Napoleone che spesso ci sfugge. Se il suo nemico principale è sempre stata la Gran Bretagna, gli inglesi, Napoleone non aveva ha tralasciato completamente la sua competenza sul mare.
e quindi tutte le battaglie che perderà in mare le attribuisce all'irresponsabilità o all'incapacità degli ammiragli, per dire, ma non la sua scarsa conoscenza su questo argomento. Cito solo un esempio, che una volta, volendo assistere a una rivista di battelli in nave, gli dicono che c'è burrasca, che il mare è in agitazione, che non è possibile. Lui ordina comunque che sia fatta questa rivista di vascelli e muoiono 200 soldati francesi. Ecco, è una cosa incredibile questa sua, diciamo, rispetto a tanta competenza sul terreno, perché lui prima di ogni battaglia, è lì la sua forza, studiava, portava il nemico dove lui voleva che combattesse, controllava completamente le operazioni dall'alto di una collina e faceva muovere le varie battaglioni, certo, avendo sempre a disposizione diciamo, la Guardia Nazionale, che a seconda della gravità del momento la faceva entrare in funzione. Che sono i vecchi veterani. I vecchi veterani, ecco, rimane inspiegabile per gli storici, ma quando vedremo l'ultima battaglia, perché 14 battaglioni della Guardia Nazionale non li abbia messi in campo a Waterloo. Sì, questa è non che la marina francese fosse una marina modesta, perché no, a sì, Tolone, certo, eccetera, Colbert l'aveva organizzata e aveva organizzato anche la costruzione navale in maniera molto, molto seria quando era primo ministro del Re Sole, e anzi aveva copiato il sistema di meccanismo di approvvigionamento e di coltivazione nei boschi della Dordogne a Périgueux, copiandoli dalla struttura organizzativa dello Stato Veneto che organizzava l'approvvigionamento di legname. È che non ha mai avuto un'utilizzazione costante, nel senso che costruivano le navi, erano in porto, ma navigavano poco, mentre invece le marinerie veneziane, genovesi in Mediterraneo, le marinerie spagnola anche e la marineria inglese soprattutto, erano sempre in mare ed era la vita quotidiana. La marineria francese non è stata mai ben organizzata dal punto di vista operativo. A fare un soldato ci metti un anno, a fare un marinaio ci passa dell'altro tempo, e quindi questa è la debolezza. E in arsenale ha portato via di tutto, comprese le navi, quelle che potevano navigare le ha portate via, pensando di prendersi la marineria veneta. Pensava che le lasciasse là? Sì, no, se li ha prese e quello che non poteva portare via ha bruciato, quindi ha distrutto in arsenale, ma non è mai riuscito a organizzare neanche in Adriatico, neanche durante il regno d'Italia, nel periodo successivo del Regno d'Italia, un'organizzazione navale adeguata. Seria. È una sua debolezza. È un uomo di terra. Quindi passiamo alla pubblicità. Sì, andiamo in pubblicità. E poi passiamo alla campagna di Russia.